Credo che non sia sfuggito tutto quello che come Regione Siciliana stiamo facendo. Non voglio parlare del passato perché sicuramente era frutto di scelte politiche, amministrative che comunque vanno rispettate ma non condivise, e noi non le condividiamo e abbiamo dato una svolta a tutto. Abbiamo creato un nuovo brand per la Regione Siciliana, l'abbiamo appena presentato a Milano alla Borsa Internazionale del Turismo. Come ben sapete è stato veramente un grande successo per la Regione Siciliana, fosse uno degli stand più visitati. Abbiamo creato un qualcosa di emozionale, volevamo far respirare, far vedere i nostri colori, i nostri profumi, che sicuramente sono invidiati da tutto il mondo. Non ci accontentiamo dei dati che ci vedono aver raccolto 14 milioni e 300 mila turisti l'anno scorso, non ci accontentiamo perché basti pensare che l'isola di Malta ha chiuso con 13 milioni di turisti e l'isola di Malta non penso che come bellezze possa essere paragonata alla Sicilia. Abbiamo il numero di siti UNESCO uguale all'Egitto, abbiamo delle coste che certamente non vanno neanche minimamente raccontate perché tutti le conosciamo, un clima idoneo al turismo dal 1° gennaio al 31 dicembre, abbiamo i beni culturali che tutto il mondo ci invidia, abbiamo tutto ma non l'abbiamo mai saputo sponsorizzare adeguatamente, quindi non aspettiamo più il turista in Italia ma lo andiamo in Sicilia, ma lo andiamo a cercare all'estero nelle altre regioni. Stiamo chiudendo accordi con Israele, con Malta, sarò a Malta tra qualche giorno nuovamente a incontrare il ministro al turismo di Malta, con il Canada, con l'Australia, con tantissimi paesi europei. Abbiamo coinvolto la Air Malta in un grande piano di investimento sulla Sicilia quanto riguarda le rotte aeree. Abbiamo aperto da poco, 2 settimane fa, Vienna-Catania, apriremo Londra-Catania, poi Berlino-Catania per poi passare a altre 12 rotte. Tutto ciò che ci avvicina all'Europa permette un aumento del numero di turisti, che chiaramente significa non solo ingresso economico per la Sicilia, ma significa anche riuscire ad attirare quei capitali, quegli investimenti dei privati che, se il turismo sale, chiaramente loro sono disposti a rientrare in Sicilia. Anche qui non ci accontentiamo. L'anno scorso è stato chiuso, la Valle dei Tempi ha chiuso, se non ricordo male, con 800.000 turisti. È un sito che potrebbe raggiungere e deve raggiungere i 2,5 milioni di turisti l'anno. Quindi di lavoro ce n'è tanto, bisogna creare una sinergia tra privato e pubblico, bisogna far sedere tutti allo stesso e offrire dei pacchetti interessanti per il turista. Penso che bisogna dare il segnale che noi vogliamo vincere perché possiamo vincere. Penso che ogni partito debba indicare con chiarezza chi è il suo Presidente del Consiglio nel caso in cui arrivasse primo all'interno della coalizione di centrodestra. Per Fratelli d'Italia quel nome è Giorgia Meloni, noi lavoriamo per portare la prima donna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli altri dicano quali sono i loro nomi, ma lo dicano prima del voto.